Buongiorno ai titoli. A Catania è arrestato un trentenne per il tentato omicidio della compagna. Il padre era già in carcere per tentato femminicidio, aveva cercato di uccidere l'ex moglie a coltellate. Per la strage di Altavilla tra Ergastoli, la Corte d'Assise di Palermo ha condannato Giovanni Barreca, che ha ucciso la moglie e i due figli con la complicità di Sabrina Fina e Massimo Caradente. Pfizer Catania, scatta l'allarme occupazione, 330 posti in esubero per la multinazionale del farmaco. Il Ministero del Commercio convoca il tavolo di crisi per il 22 luglio. A Gela, risonanza magnetica urgente in tempi rapidi solo a pagamento. Il caso di una signora solleva la polemica sulle liste d'attesa nella sanità. Emergenza idrica nell'Agrigentino, tra rubinetti a secco una rete colabrodo che continua a perdere acqua in strada. Oltre alla maxi perdita di Villa Seta, segnalazioni anche da Canicattì e Licata. Dopo 20 anni di contenzioso, i sindaci della provincia di Catania sciolgono il contratto con SIA. Entro settembre una nuova gara per il gestore unico dell'acqua. Sbloccati interventi su depuratori e infrastrutture, possibili rincari in bolletta. Calcio, dopo la firma di Verral, Catania attende nei prossimi giorni l'arrivo dell'allenatore Longo. Per l'ex Crotone, pronto un contratto biennale. Buongiorno, benvenute e benvenuti. E dunque a Catania un tentato femminicidio dal gusto amaro familiare, perché è stato arrestato un trentenne per il tentato omicidio della compagna. Il padre dell'uomo è già in carcere per aver cercato di uccidere l'ex moglie con diverse coltellate nel quartiere di Picanello. Tonino De Mana. Ha tentato di ammazzare la compagna ferendola gravemente. La particolarità è che il 3 aprile scorso il padre dell'uomo aveva fatto la stessa cosa, ovvero aveva accoltellato questa volta la compagna ferita in strada a Picanello con una serie di fendenti e poi sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il trentenne ha invece tentato di uccidere la donna picchiandola e tentando di strangolarla. L'aggressione è avvenuta mentre la compagna era in videochiamata con un'amica che ha assistito alle prime fasi della violenza, allertando così le forze dell'ordine. Per entrare nell'abitazione della coppia, la polizia ha dovuto attendere l'intervento dei vigili del fuoco perché nessuno apriva la porta. Una volta dentro, gli agenti delle volanti hanno trovato l'uomo a letto che faceva finta di dormire, la donna con il volto tumefatto ed evidenti segni di lesioni. La donna ha riportato la frattura delle ossa nasali e un trauma cranico con emorragia cerebrale. Dal racconto delle amiche è emerso che l'uomo aveva una gelosia morbosa e asfissiante nei confronti della compagna, con la quale aveva instaurato una relazione sentimentale da meno di un anno, tanto che lo scorso febbraio la polizia era già intervenuta a casa della coppia per un caso di violenza domestica. Nel 2023 il trentenne era stato destinatario del provvedimento di ammonimento del questore di Catania per violenza ai danni di un'altra donna, l'ex moglie. Restiamo a Catania, dove c'è stata una sparatoria nella notte in via Stazzone. 2 persone col volto coperto sono arrivate con uno scooter e hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco contro la saracinesca di una macelleria gestita a livello familiare. Sul posto agenti delle volanti e della questura hanno trovato 6 bossoli di una pistola. Ci occupiamo adesso della strage di Altavilla, perché arrivano 3 condanne all'ergastolo. La Corte d'Assise di Palermo, dopo una lunga camera di consiglio, ha condannato infatti a vita Giovanni Barreca, che ha ucciso, lo ricorderete, la moglie e i 2 figli, e la coppia Sabrina Fina e Massimo Caradente, che sono stati suoi complici. Sentiamo Maglio Viola. Ergastolo senza attenuanti. In un'aula di tribunale piena, nonostante l'ora tarda che rasentava la mezzanotte e nonostante le 10 ore di attesa, perché tanto è durata la Camera di Consiglio, i giudici della seconda sezione del Tribunale di Palermo, presieduta da Vincenzo Terranova, hanno comminato 3 ergastoli ai responsabili della strage di Altavilla Milicia, avvenuta nella notte fra il 10 e l'11 febbraio di 2 anni fa. Per la terribile morte, dopo lunghe seizie, di Antonella Salamone e dei figli Emanuele e Kevin Barreca di 5 e 16 anni, sono stati condannati all'ergastolo il padre dei ragazzi e marito della donna Giovanni Barreca e i 2 santoni Sabrina Fina e Massimo Carandente. La Corte non ha creduto alla tesi della semi-infermità di Barreca, che aveva portato la procura a chiedere 30 anni e non la massima pena. Il tribunale ha invece ritenuto Barreca perfettamente in grado di capire cosa stesse facendo durante il drammatico e violentissimo esorcismo. Dunque ha disposto anche un risarcimento di 1 milione di euro ai parenti delle vittime sotto forma di provvisionale
tribunale immediatamente esecutiva. In aula i genitori di Antonella Salamone e di conseguenza anche nonni delle altre 2 giovani vittime, per i quali Antonella e i bambini non torneranno mai più, ma almeno giustizia è stata fatta con i 3 ergastoli, soprattutto con il riconoscimento della massima pena nei confronti di Barreca. Resta libera invece Miriam Barreca, l'unica sopravvissuta della famiglia. 17enne all'epoca dei fatti nel 2024, il Tribunale dei minori l'aveva condannata a 12 anni in primo grado per aver preso parte, reo confessa, alle sevizie e all'uccisione della madre, ma in appello nel frattempo la ragazza è stata assolta. Vertenze sindacali, il caso Pfizer. Il ministro Urso ha convocato un tavolo proprio al Ministero sullo stop alla produzione di 2 prodotti che provocherà l'esubero strutturale di 330 posti di lavoro nella sede di Catania. Intanto i lavoratori in assemblea hanno annunciato scioperi e sit-in. Emanuela Corsi. Il caso Pfizer è arrivato a Roma sul tavolo del Mimit. Nel pomeriggio i lavoratori riuniti in assemblea sono stati raggiunti dalla notizia che il ministro Urso ha convocato per il 22 luglio un tavolo di crisi con l'obiettivo di chiedere alla multinazionale di presentare un piano di riconversione industriale per salvare la produzione e i posti di lavoro a Catania. Uno spiraglio per chi come Angelo, dipendente dal 2006, teme per il suo futuro. Spero che il governo riesca a far prendere responsabilità a questa signora che è mamma Pfizer, che non fa altro che smembrare pezzi di azienda dal 2015 ad adesso, creando anche un allarme sociale, mettendo per strada nei 180 giorni 330 famiglie. Lo stop a 2 linee di produzione nello stabilimento catanese annunciato da Pfizer è una vera e propria batosta non solo per i 544 dipendenti, ma anche per l'economia siciliana e per il sogno dell'Etna Valley. L'impatto occupazionale è drammatico perché si prevedono già 330 esuberi. A questo si aggiungono gli effetti negativi sull'indotto. È una notizia che ovviamente ci lascia profondamente incazzati e rattristiti, è qualcosa che noi non ci meritiamo. Pfizer, dal suo canto, ha fatto sapere di voler attivare le procedure per le delocalizzazioni previste dalla legge, aprendo una finestra di trattativa di 180 giorni. Sul tavolo l'ipotesi di scivoli pensionistici per circa 2/3 dei lavoratori coinvolti e incentivi all'uscita volontaria, mentre resta l'incognita per i più giovani. Si valuta anche una possibile cessione del sito a terzi. Intanto i dipendenti sono sul piede di guerra e minacciano sit-in e scioperi. Caso sanità, liste d'attesa senza alcuna disponibilità da una parte, appuntamenti immediati dall'altra, ma solo a pagamento. È la storia di una famiglia di Gela che riporta sotto i riflettori il problema delle liste d'attesa e il divario sempre più evidente tra sanità pubblica e prestazioni a regime privato. Gera Italia. Sanità pubblica a doppio binario, da una parte le liste d'attesa senza sbocchi, dall'altra le prestazioni disponibili in pochi giorni ma solo pagando. È il quadro che emerge dall'ennesima segnalazione arrivata da Gela. Una donna da 2 giorni convive con fortissimi dolori alla schiena ed è costretta a una terapia con antidolorifici. Il medico prescrive una risonanza magnetica per accertare le cause del problema. Il marito contatta il centro prenotazioni dell'ospedale Vittorio Emanuele per fissare l'esame attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. La risposta è immediata, nessuna disponibilità, nessuna data utile. L'uomo però non si arrende, dopo circa mezz'ora richiama il centro prenotazioni e chiede di verificare la disponibilità della stessa risonanza magnetica in regime privato. A quel punto lo scenario cambia, l'appuntamento viene fissato subito, già per la settimana successiva. Una vergogna, racconta amareggiato l'uomo che vuole rimanere anonimo. La sanità pubblica funziona solo se paghi, chi non può permetterselo resta senza risposta e continua a soffrire. Una vicenda che riporta al centro il tema delle liste d'attesa e della cosiddetta sanità a 2 velocità, dove lo stesso esame nella stessa struttura sanitaria segue percorsi e tempi completamente diversi a seconda che venga richiesto attraverso il Servizio Sanitario Nazionale oppure a pagamento. Dall'ASP di Caltanissetta fanno sapere che è in corso un piano per ridurre i tempi delle liste d'attesa. Intanto però casi come quello denunciato da questa famiglia continuano ad alimentare il malcontento dei cittadini che chiedono un accesso alle cure realmente garantito senza che la possibilità di ottenere una diagnosi in tempi rapidi dipenda dalla disponibilità economica. Medici di continuità assistenziale, cresce il malcontento per gli storici sostituti da nuovi assunti col ruolo unico. Noi dimenticati, dicono. Orazio Longo.
Quella che denunciano è la progressiva esclusione dai servizi territoriali in favore di medici assunti con il cosiddetto ruolo unico, una formula che i camici bianchi della continuità assistenziale ultra sessantenni non hanno accettato perché, spiegano, prevedeva l'obbligo di aprire un ambulatorio di medicina generale con costi alti non affrontabili a pochi anni dalla pensione. C'erano state date rassicurazioni da più parti, scrivono i medici in una nota, ma le cose sono andate diversamente e con l'accordo regionale di noi non c'è traccia. Noi per 15-20 anni, oltre a fare le ore di continuità assistenziale presso la nostra sede, abbiamo ricoperto dei ruoli di fondamentale importanza presso il nostro distretto. Abbiamo dato il sabato, la domenica, i festivi, Pasqua, Natale, tutte queste cose le abbiamo fatte e fino a ieri. Da oggi siamo fuori da questo giro. Non ha senso per uno come me di 67 anni accettare il ruolo unico che prevede l'obbligo di apertura di uno studio di medicina generale. Sono un centinaio i medici interessati dalla questione che lamentano non soltanto un danno economico e previdenziale, ma sottolineano il sottodimensionamento dei servizi, in particolare sull'assistenza domiciliare. Trattasi di professionisti con la P maiuscola, che per anni hanno svolto il proprio lavoro, il proprio servizio senza lesinare sforzi, con grande sacrificio. Certamente ci vuole equità, equilibrio nelle decisioni, soprattutto rispettando la dignità professionale di questi medici. Acqua razionata nelle case ma sprecata a fiumi lungo le strade e campagne. Da Agrigento a Licata e Canicattì si moltiplicano le segnalazioni di perdite nella rete idrica. Davide Sardo. Continua l'emergenza idrica nell'Agrigentino e oltre alla carenza d'acqua che da mesi mette in difficoltà migliaia di famiglie, cresce la protesta dei cittadini per le numerose perdite che interessano la rete di distribuzione. Le immagini arrivano da Villa Seta, frazione di Agrigento, dove una consistente e clamorosa perdita d'acqua invade la carreggiata. Un vero paradosso per i residenti che da settimane fanno i conti con rubinetti spesso a secco. E quando l'acqua viene finalmente erogata, una parte consistente finisce dispersa lungo la strada. Ma Villa Seta non è l'unico caso. Alla nostra redazione continuano ad arrivare foto e video inviati da cittadini esasperati. Perdite vengono segnalate in diverse zone di Agrigento, sia nell'area collinare che nella fascia balneare, con acqua che scorre inutilmente mentre molte utenze attendono ancora la distribuzione. Problemi analoghi vengono segnalati anche a Canicattì, dove non mancano le denunce per guasti e fuoriuscite dalla rete idrica. La situazione resta critica anche a Licata. In diverse zone della città persistono rotture e perdite che alimentano le proteste dei cittadini. Un quadro che evidenzia le difficoltà di una rete idrica ormai datata, con sprechi sempre più difficili da accettare in un territorio che continua a fare i conti con la sete. Ci occupiamo ancora di gestione dell'acqua perché si prepara una nuova gara per scegliere il gestore unico dopo lo scioglimento del contratto con la SIE bocciata dai sindaci della provincia di Catania. Intanto il commissario per la depurazione Fatuzio sblocca i finanziamenti, ripartono così le gare per i depuratori. Lorena Dolci. Si parte da una nuova gara per individuare il nuovo gestore unico. Dopo 20 anni di braccio di ferro, l'ATI, l'Assemblea dei Sindaci della provincia di Catania, ha mandato a casa SIE, la società mista pubblico-privata che avrebbe dovuto efficientare il sistema dell'acqua. Con lo scioglimento del contratto, ATI è pronta a fare una nuova gara per scegliere il nuovo gestore unico, ma una condizione: la certezza di avere delle risorse pubbliche e eventualmente delle risorse dei privati deve essere certificata prima nella partecipazione della gara. Gestione pubblica, mista o privata, spiega Mancuso, è una scelta ideologica su cui deciderà l'Assemblea dei Sindaci, dunque i partiti. Sui tempi stiamo lavorando da ieri, non da oggi. Riteniamo che prima dell'estate, insieme a tutti i colleghi nell'Assemblea, decideremo la forma. Gli uffici si impegnano a pubblicare già nel mese di settembre quella che è appunto il bando di gara. Se non basta che si sono persi 20 anni, la cattiva notizia per i cittadini è che qualunque sia il gestore scelto, i miglioramenti hanno un costo e le bollette saranno mediamente più care. La buona notizia è che alcuni nodi si sciolgono. Avendo ripreso, grazie alla delibera dell'ATI, dell'Assemblea dell'ATI dell'altro ieri, il mio ruolo di soggetto attuatore,
io intendo mandare in gara tutti gli interventi che possono essere proposti in gara. A quanto ammontano questi investimenti? Per giù a 340 milioni. Tra le gare, quelle che riguardano i depuratori di Adrano, Mister Bianco, Mascali, alcuni lotti di Catania e l'allacciante di Aci Castello, bloccato da anni, che oltre al danno ambientale ci costano 150.000 euro al giorno di infrazioni comunitarie. Nel frattempo SIE ha l'obbligo di garantire il servizio idrico nei comuni che gestiva. Certo è che la battaglia giudiziaria andrà avanti. È stato riaperto il tratto autostradale all'altezza di Fiumefreddo sulla 18 Messina-Catania, chiuso al traffico per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante. L'incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino, necessario l'intervento di una gru per rimuovere il tir, sul posto la polizia stradale della sezione di Giardini Naxos. E adesso vi raccontiamo una bella storia di impegno, crescita e inclusione che arriva da Gela. Simon, 20 anni, autismo di terzo livello, ha concluso il suo percorso al liceo artistico Ettore Majorana con il massimo dei voti. GR Italia. La maturità artistica con il voto di 100 centesimi. 100 su 100 è il voto che premia il percorso di Simon, 20 anni, autismo di terzo livello, diplomato all'indirizzo arti figurative del liceo artistico Ettore Majorana di Gela. Un traguardo accolto con l'abbraccio della famiglia, dei compagni e dei docenti che in questi 5 anni lo hanno accompagnato in un cammino di crescita fatto di piccoli passi e grandi conquiste. Simon era arrivato a scuola 5 anni fa con comportamenti problematici. Oggi presenta una tesina dedicata alle emozioni, all'arte, alla poesia e ai colori, il suo modo di raccontare il mondo collegando Leopardi, la filosofia e le arti figurative in un percorso personale e intenso. Una grande soddisfazione averlo visto crescere e veramente ad evolversi in questi 5 anni. Ha voluto e vuole continuare a crescere, stare in mezzo agli altri, alla società e avere opportunità che siano sempre per lui stimolanti. Una crescita resa possibile anche dalla sinergia tra scuola e famiglia, un lavoro di squadra che la dirigente scolastica indica come il vero motore di questo successo. E Simon guarda già al futuro con la spontaneità che lo contraddistingue. Simon, intanto sei felice di questo centro? Sì. Cosa vuoi fare adesso? Quello di vacanza, sì. Ma finita la festa arriva anche la riflessione. Per molte famiglie il diploma coincide con la fine di un percorso di sostegno costruito negli anni. Dopo la scuola le opportunità di inclusione sociale e lavorativa diventano poche e spesso insufficienti. Mi auguro che possa continuare a migliorare, che non subisca regressioni, perché comunque non ci sono ambienti che possano essere intercambiabili rispetto alla scuola dell'obbligo. E la preoccupazione di mamma Luisa è quella di tante altre famiglie, che i progressi conquistati con fatica non si fermino davanti al vuoto lasciato dalle istituzioni, perché il voto più importante adesso non è più quel 100 scritto sul diploma, ma quello che la società saprà dare all'inclusione di questi ragazzi. Ci fermiamo, una breve pausa, poi a Catania dove è stato inaugurato un polo educativo a San Giovanni Galermo. A Catania è inaugurato un polo educativo per le famiglie a San Giovanni Galermo. È un altro passo nel percorso di valorizzazione e inclusione delle periferie. Tonino De Mana. La benedizione di padre Riccioli, il taglio del nastro dell'assessore ai servizi sociali Spoto, affiancata dal collega alla pubblica istruzione Guzzardi, la soddisfazione dei presenti. È in realtà l'apertura dell'asilo nido di Caseggiato Ginestra, ospitato all'interno dell'istituto comprensivo di Guardo Quasimodo, nel quartiere catanese periferico di San Giovanni Galermo. Il nuovo polo educativo è stato realizzato con l'obiettivo di ampliare l'offerta dei servizi per la prima infanzia e promuovere pari opportunità di accesso all'educazione sin dai primi anni di vita. Abbiamo voluto scegliere fortemente le zone più a rischio della città e soprattutto le zone più fragili, proprio per poter arrivare sempre in maniera più capillare a tutti i nuclei familiari. Saranno a settembre 21 e saranno ovviamente sparsi soprattutto nelle periferie. La nuova struttura rappresenta un importante investimento a favore delle famiglie e dell'infanzia. Qualcosa di fondamentale, unico, che serve appunto come vero contrasto alla dispersione per crescere all'interno del territorio i bambini in modo sano. Il nido offrirà un servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 16:30, rappresentando un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione e di inclusione delle periferie cittadine. Oltre 11 milioni di chili di cibo distribuiti nel 2025 con un incremento del 42% rispetto all'anno precedente. A Catania il Banco Alimentare della Sicilia presenta il bilancio sociale e rilancia il valore dell'alleanza tra imprese e terzo settore. Eva Spampinato.
Oltre 11 milioni di chili di alimenti recuperati e distribuiti in un anno è il risultato raggiunto nel 2025 dal Banco Alimentare della Sicilia, che registra una crescita del 42% rispetto all'anno precedente. Un aiuto concreto che ha permesso di sostenere oltre 178.000 persone grazie alla rete di 465 organizzazioni presenti sul territorio. Il tema delle alleanze. Oggi, nell'affronto di una povertà sempre più stringente, mettersi insieme, farlo insieme, ognuno con le proprie competenze, ognuno con le proprie specificità, può contribuire a migliorare la situazione attuale. I dati sono stati presentati a Catania durante il bilancio sociale 2025, che mette al centro il valore delle alleanze tra imprese, istituzioni e terzo settore nel segno della sostenibilità. Ed essa ha tante dimensioni, certamente quella ambientale è forse quella più nota, ma c'è sociale, c'è politica, c'è demografica, c'è sostanzialmente il bisogno di capire che di sostenibilità si può parlare in riferimento a tutti i sistemi dinamici. È quella proprietà di scegliere un certo livello e ritenere che quel livello debba essere mantenuto nel tempo. Nel 2025 il 58% delle PMI italiane ha ricevuto richieste di informazioni rispetto alle loro performance di sostenibilità. Quindi oggi più che mai la sostenibilità è diventata un'opportunità di innovazione, di rilancio della competitività e di crescita d'impresa. Recuperare il cibo significa infatti non solo contrastare la povertà, ma anche ridurre gli sprechi e l'impatto sull'ambiente. Breve pausa, la pagina dello sport con il calcio, novità in arrivo per Catania e Palermo. Eccoci al calcio. Dopo la firma di Varrai, il Catania attende nei prossimi giorni l'arrivo in città dell'allenatore Longo. Per l'ex Crotone è pronto un contratto biennale. Sergio Colosi. Fortunato Varrà lavora a 360 gradi per costruire il nuovo Catania. L'attende un compito stimolante ma arduo, lontano dai riflettori come piace a lui. Dopo la partenza dell'attaccante forte alla Virtus Entella in Serie B, c'è attesa in città per l'arrivo dell'allenatore Emilio Longo. L'attende un contratto su base biennale con opzione del terzo anno. Il giorno dell'ufficializzazione potrebbe essere nel fine settimana, al massimo lunedì. Il Catania cerca calciatori motivati e disposti a cucirsi addosso i colori rossazzurri. Tra questi il difensore centrale Jonathan Spedalieri, nato 24 anni fa a Biancavilla, svincolato, e la scorsa stagione a Renate. Sarà valutato invece nella prima fase del ritiro precampionato allo stadio Massimino l'ala destra Alessio De Angelis, in cerca di rilancio dopo un anno di inattività. Il vice Dini potrebbe essere il ventenne Christian De Falco, protagonista di un ottimo campionato con l'Igea Virtus. Dialogo aperto con l'Ascoli per Gabriele Gori e Ferdinando Del Sole, con il Cosenza per Andrea Rizzopinna, rientrato dal prestito di Ascoli, e con il Crotone per Vinicius Antonino Musso, Marco Zun e Davide Di Pasquale. Il Papu Gomez oggi è una suggestione, ma le vie del mercato sono infinite e imprevedibili. Il Palermo, in attesa di ufficializzare altri colpi di mercato, abbandona la pista Luvumbo. Osti valuta altri esterni, piace sempre più Rao del Napoli. Marco Gullà. Dopo aver ufficializzato Estevez e in attesa della fumata bianca per Hernani e Cassandro, il Palermo sembra allontanarsi da Zito Luvumbo. I continui tentennamenti e le esitazioni dell'esterno angolano del Cagliari nel dare il definitivo via libera al trasferimento in Sicilia hanno convinto il direttore sportivo Osti a rompere gli indugi. La dirigenza di Viale del Fante non punterà sul Luvumbo e quindi caccia ad un nuovo esterno. Tra i nomi sul taccuino spicca quello di Alquist del Parma e restano vive le candidature di Bragantini e Marras, entrambi del Mantova, oltre all'idea Ghiedemis del Frosinone. La suggestione che porta Stefan El Shaarawy viene considerata del tutto improbabile e priva di riscontri reali. Rimane invece sempre vigile l'attenzione sul Rui Modesto dell'Udinese, sebbene presenti caratteristiche differenti rispetto all'identikit originario. Sullo sfondo continuano a essere monitorate con attenzione le piste che conducono a Mattia Compagnone del Venezia e al giovane Rao di proprietà del Napoli. Sul fronte uscite
uscita, il club ha salutato Gomis, Beresischi, Veroli e Giovane. Gomez, Brunori e Blen non rientrano nel progetto e non andranno in ritiro, mentre Corona e Vasic potrebbero iniziare la preparazione in attesa di una sistemazione. Prima di chiudere, una notizia dall'ANSA: è stato assolto dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina un tunisino di 54 anni che era stato in carcere per 21 mesi e adesso dovrà essere risarcito dallo Stato per l'ingiusta detenzione con 170.000 euro. Lo ha deciso la prima sezione penale della Corte d'Appello di Palermo. Io mi fermo qui, vi ricordo la prossima edizione alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.